Beh, intanto siamo nelle mani del Signore e abbiamo sempre fiducia per il futuro. Per quanto riguarda l'attività della diocesi, la ripresa, appunto, ci sono stati già degli incontri preliminari di programmazione con i vari organismi così organizzativi, ecco, proprio per quanto riguarda l'attività della diocesi, in particolare in riferimento al nuovo anno pastorale. Ci sarà l'apertura dell'anno pastorale, il tema che verrà proposto è quello della corresponsabilità, ancora sulla linea dei temi degli anni precedenti, corresponsabili nell'educare alla vita buona del Vangelo. Quindi il tema mette insieme appunto i programmi degli anni precedenti a livello diocesano e anche il progetto del decennio proposto dalla CEI per l'educazione, sul tema dell'educazione. Quindi sono chiamate le famiglie a partecipare attivamente? Sì, si cercherà di puntare soprattutto appunto sulle famiglie, quindi una formazione delle famiglie, perché possano a loro volta educare e crescere i figli nella fede e nella vita sociale. Le famiglie e la catechesi, sono questi due aspetti su cui si punterà proprio nella prospettiva dell'educazione. Un altro capitolo importante è dedicato ad Aquileia. Sì, in questo programma di vita ecclesiale, dicevo, i vari organismi che si sono incontrati in preparazione appunto all'anno pastorale, tra i vari organismi c'è anche quello del comitato di Aquileia 2, il convegno di Aquileia. In questo caso appunto si è programmato un incontro assembleare dal livello diocesano per il 20 novembre, però dopo questa assemblea diocesana che darà un po' il là, ecco, all'ultimo anno di preparazione al convegno, sono previsti degli incontri a livello vicariale in cui si accentuerà, si approfondirà uno dei tre temi proposti dal comitato regionale e poi si porterà il proprio contributo al convegno. Un'ultima cosa, la nuova scintilla che cosa rappresenta per la diocesi di Chioggia e che cos'è, come si sta muovendo? Beh, Nuova Scintilla è il settimanale della diocesi che ormai è presente da 67-68 anni ed è un punto di riferimento, penso, o comunque un luogo, ecco, di comunicazione, una palestra di comunicazione, di rapporto tra la Chiesa e la società, all'interno della Chiesa appunto con le cronache ma anche le indicazioni della vita della diocesi, della vita delle comunità parrocchiali o delle associazioni. C'è sempre proprio questa comunicazione interna della vita della diocesi. Ci sarà anche il foglio pastorale inserito proprio nel settimanale diocesano, ogni mese un foglio tematico sulle missioni oppure sulle vocazioni. Ecco, proprio qualche giorno fa si è stabilito il programma appunto di questi fogli, questi inserti mensili. Ecco, questo ha una sua funzione importante, la funzione pastorale, di collegamento pastorale, ma allo stesso tempo anche una funzione di collegamento con la società, quindi si tratta di tenere sempre i rapporti con tutti gli ambiti, da quello politico a quello culturale a quello sociale, e Nuova Scintilla diventa questo strumento di comunicazione nella Chiesa e della Chiesa con il territorio.